tutti ragazzi, avevamo detto che senza invece facciamo le missioni proprio in storia, ce ne sono 5, 2 perché si ragazzi, se avete altri 5 corricci in su, seguite voi sempre le schede sono Alberto Del Rio, Rey Mysterio, CM Punk the winner. Will face John Cena for the WWE Championship. Remember, triple threat rules, first man to pick up the big ball win. 619. Mysterio, will he be #1 contender in Punk? CM Punk saving it. CM Punk is #1 contender. But a shot at the goal was not enough for CM Punk. Punk was determined to ignite a spark of change in the WWE. Brutal honesty I'm known for. July 17th is the day my contract with World Wrestling Entertainment comes to an end. When the clock strikes midnight, I'm leaving. And I'm leaving with the WWE Championship. John Cena goes one-on-one with R-Truth in a tables match. To bring about the change he so desperately desired, the best in the world set his sights on the champion. What are you doing out here? The #1 contender and the WWE Champion going at it. Hey, look at Truth! Truth puts Cena through the table! Punk is cost Cena the match! We don't care what he does right now, I don't think. The WWE Universe was about to learn that the most dangerous men are the ones that feel they have nothing to lose. There's one thing you're better at than I am, and that's kissing Vince McMahon's ass. Do I have everybody's attention now? The only thing that's real is me. Oops, I'm breaking the fourth wall. For almost 6 years, I have proved to everybody in the world that I am the best on this microphone, in that ring, and I'd like to think that maybe this company will be better after Vince McMahon's dead. If CM Punk defeats you, he's gonna walk out of here. I'm gonna be embarrassed. This iconic battle at Money in the Bank was CM Punk's proving ground. You beat your own drum, but in the path of doing things you want to do, you've lost sight of everything. I am the underdog, and you are, is what you hate. You're a dynasty. The stakes had never been higher. CM Punk walked out from this championship. This was Punk's chance to make history. Say goodbye to the WWE title, and say goodbye to CM Punk. Do I have everybody's attention now? ragazzi, ci tengo a cercare di succedere questo è stato quello solo video di ragazzi state commentare. Vabbè, che tanto l'ho fatto lo stesso, state comunque vedrete. Quindi ragazzi, siamo pronti all'incontro. Abbiamo invece generali critici a John Cena, quindi iniziamo a farlo. Devo dire, cosa devo dire? Picchiamo. Merda ragazzi, aspettate un secondo, sottocaricare. Continuiamo ragazzi. No, 12%. No dai ragazzi, non posso perdere tempo. John Cena, voglio capire. Dai Cena però. No, John Cena, veramente.
crazy for Ric Flair. The same can be said for Stone Cold Steve Austin in Texas. And heck, the entire country in Canada always got behind Bret Hart in his day. Yeah, but you know what? None of that compares to this tonight, Cole. CM Punk has taken this Chicago crowd to a whole new level. This is insane. I mean, you know, I wonder if listening to this crowd here tonight is giving CM Punk second thoughts about leaving. No ragazzi, non ci credo. Beccati questa, John Cena. Notando, questa me la schiva. Non me la schivata? Danni leggeri, ragazzi, sono arrivati a danni leggeri. Ma è sicuro che me la schiva. Ora questa me la schiva. No, è appunto, ragazzi, cioè, non è possibile che non riesco a fare più questo problema. Riesce sempre troppo presto. Forse perché sono preoccupato perché se si scarica il telefono mi bloccherà la registrazione. Ma non fa giocare John Cena. Has been promoting fights since the early 20th century. It all started with Mr. McMahon's grandfather, Jess McMahon, who was a prominent matchmaker in both the boxing and wrestling world. And tonight, CM Punk may very well flunch the nearly 100-year Quando stiamo picchiando John Cena, danni moderati li abbiamo appena fatti. Vediamo se riusciamo a fare anche danni critici. Eccola con la mossa del secondo. Ora proviamo questa mossa e mi fa sempre la contromossa. Non ci credo, perché è troppo tardi? Ora vai, speciale, giustamente. Questo non riesco mai a schivarci, proprio mai, non mi posso sforzare, non ce la farò mai a schivare. Questa mossa, il comeback proattivo. Mossa comeback, non me l'ha schivata! Come me l'ha schivata? Come ha fatto già lei? Chiamiamo Nicola. Primo fail della giornata. Ora taglio. Ragazzi, eccomi tornato. Ho accumulato la scelto un obiettivo e seguo una mossa speciale della corda spirale. Ho scelto questo obiettivo. Ora gliela faccio, vediamo cosa succede. Vedo che si vede un po' sfocato. Ragazzi, si vede un po' sfocato. Aspettate un secondo. Non lo so perché. No ragazzi, ma si vede proprio sfocato. No ragazzi, non si vede sfocato rispetto a prima. Ah, forse perché mi è aumentata la luminosità dello schermo. Si vede sfocato? Sì, proprio si vede un po' schermo. Ok, ho aumentato la luminosità dello schermo, quindi per ora vedete sfocato. Se diminuisce si vedere meglio. Ma è strana questa cosa. No, io una cosa. Un attimo. Se io mi metto qua vicino, così vede bene, cioè qui è lontano, tipo lo metto, se lo metto qua, si è sfocato. Vabbè ragazzi, mi dispiace. Tanto le cose importanti che sto dicendo io. Vedetevi solo il video. Per vedere, ora il cicchetto. Ok, come avete visto, vedo che ecco Anaconda West, Anaconda West, Anaconda. Ragazzi, sì, è una cosa incredibile. Ci riprende a registrare e diventa un pro della mano. Mi dispiace. Non me la schiva tanto, perché sembra così. Invece non stavolta non me l'ha schivata.
solito a me sempre me la schivava sempre. Proviamo a fare la GTS, se non mi schivava quella mi schiverà al 100%, mi schiva la GTS. Non mi schivato la GTS, c'è un altro video. Mi dispiace che si vede sfocato, però comunque riuscite a vedere, vero? Mi dispiace che si... Tu 10% devo spicciare, ti prego, video. Spicciati video. Video, bravo, video, dai, ti prego, video, resisti, video. Abbiamo quasi finito, se ci riusciamo, dai, ti prego, dai, fammi che ci riesco, fai che no, ti prego. No, adesso non so. STF? È finito? Quando pare sì, una picchia sui alleati. Sì, cerchiamo di spicciarci per favore. Ci possiamo spingere! Ragazzi, dobbiamo seguire la GTS e vincere per schieramento. Una cosa impossibile. Ci proviamo. Quindi, seguiamo la GTS che me la schiva al 100%. Non ho schivato la GTS. Ho schivato la GTS. Possiamo vincere. Abbiamo vinto. Finito l'incontro. Ragazzi, comunque mi scuso perché si vede sfocato, ma non so che è successo. All'inizio della registrazione si vedeva meglio. Vero, ragazzi? Non lo so il motivo, vabbè. Però ora comunque riuscite a vedere che succede. Se vanno a vedere Mr. McMahon mi sta andando di là e Punk qua che si è sfruttando con la cintura. Non so del genere. Poi dice fermate la musica, fermatela. Non te la voglio qui, Alberto. Albero. Sbagliato a scrivere. Senti Albero. Lì veramente. Meglio che non. Ragazzi, ora sta per finire l'episodio e mi dispiace se non vedete i sottotitoli, se non sto leggendo solo la... Arbitro, adesso come è iniziato il match e allora Punk se ne può andare e 50 anni di WWE portati via da Punk. Comunque il video è finito. Si sbloccavano qui la tenuta di John Cena, CM Punk, Alberto Del Rio, John Laurinaitis. Questo video lo vedremo nella prossima puntata, quindi ciao ragazzi.